Grazie questo. Merci pour tout ça. C'è la gioia di un incontro, Il y a la joie de la rencontre, la gioia delle vostre amicizie, la joie de votre amitié. ma dietro di questa gioia c'è il dolore. Mais derrière cette joie, il y a la souffrance. Un dolore nascosto forse tanto tempo, Une souffrance qui a été longtemps cachée, sans doute. terribile. Et c'est terrible. Cioè l'uomo, per l'altro uomo è un lupo. L'homme est un loup pour l'homme. E questo si vede in queste situazioni Et là, ça se voit dans ces situations dove uno mangia l'altro perché lo distrugge. où quelqu'un mange l'autre. Una signora Une dame cinquantenne, de 50 ans, sposata, épouse, 3 figli, qui avait 3 enfants. è venuta a parlarmi, Elle est venue me parler. si stava preparando per la prima comunione Elle se préparait pour la première communion. e la famiglia aveva un sacerdote molto amico, Et la famille avait un prêtre très ami, ma molto familiare, très familier, très proche, che era in un'altra città. qui était dans une autre ville. È venuto a quella città a fare la visita alla famiglia Il venait de notre ville faire visiter la famille e abitava in quella casa. et il habitait dans la maison. Un giorno i genitori dovevano uscire per tutta la giornata, Un jour que les parents devaient sortir pour toute la journée, la ragazza di 9 anni rimane a casa. et la jeune fille avait 9 ans, elle restait à la maison. Si stava preparando per la prima comunione Elle se préparait pour la première communion. e doveva fare la confessione. Elle devait faire la confession. I genitori hanno detto, ma c'è il padre qui che fu ti fatti il confessione? Sì, ha detto la ragazza. Et les parents ont dit, mais il y a le père qui est là, confesse-toi à lui, Sì, perché aveva fiducia. parce qu'ils avaient confiance. E dopo alcune ore Après quelques heures, l'ha chiamata e diceva, ti farò confessare, vieni. E l'ha buttata sul letto, il l'a jetée sur le lit, l'ha violentata, il l'a violée l'ha distrutta. et l'a détruite. E alla fine ha detto, questa è la tua prima confessione. Et à la fin, il lui a dit, ça c'est ta première confession. Et puis il est parti. La signora mi ha raccontato che non ha detto nulla ai genitori Et la dame m'a dit qu'elle n'avait rien raconté aux parents. e si è guarita da sola Et elle s'est guérie d'elle-même, perché è rimasta distrutta, si capisce. mais elle est restée détruite. Ha fatto la prima comunione, Elle a fait la première communion, poi ne ha fatto la seconda puis la seconde, e da quel giorno non si comunicò più. et après elle n'a plus communiqué. Poi si è sposata con un bravo uomo, Ensuite, elle s'est mariée avec un homme bien. ha avuto 3 figli. Elle a eu 3 enfants. Io amo mio marito, mi ha detto, J'aime mon mari, lui mi ama, lui-même, ma mai ho potuto esprimere amore nell'atto congiugale. mais j'ai jamais pu exprimer l'amour dans l'acte conjugal. Quando arrivava quello io chiudevo gli occhi Quand ça se produisait, je fermais e les volavo yeux lontano senza avere quel rapporto. et je n'avais pas ce rapport. A 50 anni classe ha sentito che poteva parlare il Papa e è venuto. À 50 ans, elle a senti qu'elle pouvait parler. E dopo questo ha fatto la comunione. Ensuite, elle a fait la communion. 40 anni con questa piaga dentro. Mais c'est 40 ans. Distruggono la vita. Ils détruisent la vie. Sono dei lupi che mangiano i bambini. Ce sont des loups qui mangent les enfants. Questo succede nella Chiesa e anche succede nelle famiglie. No? Ça arrive dans l'église, mais ça arrive aussi dans les familles. E tante volte i zii, qualche nonno, Souvent, les oncles, un grand-père, qualche fratello, un frère, poi i vicini, no? les voisins. Dicono le statistiche che dal 42 al 46% degli abusi si fa in questo medio. Les statistiques des 45% des abus se font dans ce milieu-là. Per questo io sono contento
C'est pour ça que je suis content che quando scoppiò lo scandalo di Boston, quand a éclaté le scandale de Boston, lì è stato inviato O'Malley, et O'Malley a été envoyé, Cardinal O'Malley a été ha envoyé là. preso in mano questo e non ha coperto lo scandalo. Il a pris ça en main, il n'a pas couvert le scandale.